Ecco la situazione meteorologica. Si è eclissata l'area altopressoria protagonista degli ultimi giorni sul bacino del Mediterraneo, che ha portato anche ad una fiammata delle temperature. Inizio settimana meno stabile, ma per la Liguria senza fenomeni particolarmente intensi. Nel pomeriggio saranno possibili veloci rovesci sulle creste appenniniche a levante e su quelle alpine a ponente in esaurimento serale. Nel complesso cielo nuvoloso, qualche timida apertura sull'estremo ponente. Non si possono escludere altri fenomeni, venti deboli generalmente dai quadranti meridionali, sud-sud-est sulle coste del centro-levante, est-sud-est a ponente. Mare mosso sui bacini occidentali ma anche su quelli centro-orientali in progressiva scaduta entro sera. Temperature massime in diminuzione rispetto a quelle di ieri, non andranno oltre i 20 gradi. Per domani, martedì 21 aprile, la Limete prevede nuvolosità sparsa e mattinata su tutti i settori in parziale diradamento sotto costa nel genovese entro pranzo. Instabilità pomeridiana sull'Appennino di Levante intorno a mezzogiorno, in sconfinamento anche verso le vallate interne dello Spezzino, mentre sarà più asciutto a ponente con cieli poco nuvolosi o parzialmente nuvolosi in costa con cumuli nel pomeriggio sui monti e scarsa probabilità di piogge.